Non abbiamo toccato il fondo, ma ci siamo, quasi. Anche a Cicagna si sente la crisi, forse più che in altre zone della valle. L'impressione registrata dai commercianti della zona è che dopo il crollo del settore ardesiaco ci siano stati scarsi tentativi di rinnovare il settore. Così poche persone oggi investono in Fontanabuona, pochi quelli che la visitano, il lavoro si è perso, i giovani se ne vanno. Le vendite online hanno poi sottratto un altro 30% della clientela. Noi eravamo in 5 a servire una volta, ora ci sono io e una dipendente, per dire, tra l'altro part-time sia io che lei. È cambiato la capacità di spesa, non è più come una volta, la gente compra online e la gente di Genova non viene più su perché non ha più niente. Le trattorie le puoi contare sulle punta delle dita, non ce n'è. Negozi aperti alla domenica ci sono io, la Franchezza, una gelateria Fontanabuona e poi non c'è altro di aperto. E cosa ci viene a fare in Fontanabuona? Anche per via dei trasporti difficoltosi, raggiungere le autostrade è sempre più difficoltoso per camion, tir. Il traforo io vorrei che ci fosse da una vita, ne ho sempre sentito parlare. Non solo la viabilità rappresenta un nodo cruciale per la Fontanabuona, anche la rete internet non troppo funzionante sembra ostacolare la ripresa della valle. Qua non c'è nessun tipo proprio segnale, poco e niente, dipende da zone, questa qua soprattutto è una zona che manca molto. Quello, sentendo anche alcuni clienti che hanno fabbriche, dite così, è una mancanza. Negli ultimi anni qualcuno ha deciso di provare ad aprire nuove attività nella zona di Cicagna e Monleone, altri, soprattutto i negozi storici, provano a resistere, ma la situazione è davvero complicata. Sono venuto a vedere la zona, ho visto che poteva mancare un certo tipo di locale e ho provato. E nel mio piccolo non mi lamento, nel senso riesco a lavorare abbastanza bene anche se i tempi sono quelli che sono. Insomma stanno chiudendo in tanti e noi ci siamo rimasti, fino a quando si vedrà. E la situazione è brutta perché appunto qui a Monleone ha chiuso anche la banca, chiude un mobilificio, ai negozi alimentari ce n'è più uno, poi c'è una rosticceria, non c'è quasi più niente.